No, mi interessa lo spunto dato ora perché consiglieri regionali, noi in Veneto abbiamo visto come a destra e a sinistra abbiano preso a piene mani, centrodestra con Galan, è famoso il caso arrestato per il caso Mose, continua a percepire addirittura lo stipendio e quando finirà con lo stipendio perché non riusciamo ad ottenere le dimissioni nonostante le abbiamo chieste a gran voce, è ancora presidente della Commissione Cultura, sì. è addirittura ancora presidente della Commissione Cultura. Però e non si dimette, l'abbiamo chiesto molte volte. Ha spiegato bene Alfano e ha ragione, questo è un governo di destra e fa delle cose di destra. Dall'altra parte, Romano questa cosa non l'accetta molto, ma è dall'altra vero. parte abbiamo anche il PD, perché abbiamo il capogruppo in Regione Veneto, Marchese, condannato nello scandalo Mose, che continua a percepire il vitalizio. Parliamo di quasi 3.000 euro netti al mese. Cioè, queste sono delle cose che non stanno né in cielo né in terra. È il buon senso, al di là del giusto, non giusto, la retroattività. Questo è buon senso, in un paese a cui tutti in questo momento viene chiesto di stringere la cinghia. Questo che è un diritto premiale, perché di questo si tratta, direi che è il momento di togliere i premi a chi ha rubato. Prima dello scandalo Mose. Il punto è che questa legge comunque era stata proposta anche a febbraio ed è stata bocciata, quindi al di là di tutto io capisco la volontà o non volontà, ma alla prova dei fatti sono stati salvati questi condannati, è stato salvato il vitalizio ai condannati. Ci sarà un processo legislativo e arriveremo. Ho capito, però il momento che c'era da votare, schiacciare il pulsantino giusto, è stato schiacciato il pulsantino sbagliato. Questo per i 5 Stelle fanno le proposte, se non votate questo... vengono fatte le proposte concrete che possono essere attuate immediatamente e non vengono votate. Poi io capisco che in questo momento bisogna fare i buoni, bisogna dire che discuteremo una legge, però a livello pratico, fattivo, si poteva fare e c'è stata una volontà chiara politica di non farlo, di salvarli. Noi siamo per l'abolizione totale dei vitalizi, quindi non solo per i condannati, ma totale. Lo stiamo portando avanti, per esempio in Regione Veneto, una legge di iniziativa popolare, stiamo raccogliendo le firme per togliere questi 65 milioni di euro che servono a pagare il passato della politica, li prendiamo dal passato e li diamo agli imprenditori del futuro. Infatti stiamo con questi soldi, con questi 65 milioni di euro che andiamo a recuperare dai vitalizi e dagli assegni fine mandato, andiamo a creare il microcredito a 5 Stelle per il Veneto, 25.000 euro per ogni imprenditore. Allora togliamo questi soldi dalla politica, andiamo a ridarli a chi deve lavorare, a chi deve creare. Questo è un segnale della politica che dice: il politico viene messo sullo stesso piano di qualsiasi altro lavoratore, quindi paga i suoi contributi, prenderà la sua pensione, basta, no assegni di fine mandato, vitalizi. A me non piace per nulla la demagogia, parlo con grande cognizione di causa. L'abbiamo affrontato col legislativo, ci siamo resi conto che il diritto acquisito vale per tutto ciò che è contributivo e quindi non rientra nel diritto premiale, invece il vitalizio viene riconosciuto. Io parlo del vitalizio, il vitalizio viene riconosciuto come un diritto premiale, quindi esula dalla copertura costituzionale. Poi se qualcuno vorrà andare a impugnarlo per difendere a tutti i costi questi privilegi, diciamo, ma è libero di farlo e ne pagherà, o se ci saranno le conseguenze di fronte anche alle persone, ma